A 19 anni è già un idolo dei giovani. Federica Carta ha iniziato a prendere lezioni di canto a 9 anni e ora ha scoperto di amare molto anche la scrittura. E così, dopo i testi delle sue canzoni, Federica ha pubblicato il suo primo libro, una sorta di diario della sua vita, ma senza lucchetto, per condividere le tante gioie e le poche amarezze con i suoi fan. Non penso ci sia un segreto per il successo, che poi non mi piace neanche chiamarlo così. Io punto ad essere sempre me stessa e a mantenere i piedi ben puntati, piantati per terra, quindi forse è questo. E poi canto, studio, canto, mi esercito e scrivo delle canzoni che penso piacciono al pubblico. E così alla Mondadori di Padova Federica ha raccontato il suo libro intitolato Mai così felice e ha spiegato che nonostante il successo, di sacrifici alla sua età ne ha già fatti tanti, ma sempre volentieri. Ce l'hai i sacrifici e li faccio un po' da quando sono piccolina. Che so, magari invece di andare a giocare al parco o di farmi i gavettoni alla fine della scuola con i miei compagni, non potevo perché sennò mi ammalavo e non potevo cantare. E adesso sono sempre comunque sacrifici che fai col cuore. Cimentarsi con il libro per Federica è stata un'esperienza nuova, unica e stimolante. Questo libro è una cosa molto nuova per me. Infatti quando mi hanno anche poi proposto di farlo, sono rimasta un po' lì e ho detto, boh, non lo so, ho veramente qualcosa da raccontare alle persone. A 19 anni si può ben guardare al futuro per capire se Federica Carta nel suo vede una cantante o una scrittrice. Cantautrice? È una via di mezzo. No, io mi piace scrivere, però mi trovo sicuramente meglio nella scrittura musicale, diciamo. È un modo diverso di parlare anche col pubblico, con le persone.